Sono giunti nel Tigullio i tecnici provenienti da Treviso per lo smantellamento della passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Portofino. I lavori partiranno domattina, dureranno 3 giorni. Un cammino embrionale che inizia a crescere è quello avviato nell'ambito pastorale a Carasco. Le 8 parrocchie vivono assieme il cammino del dopocresima e gli incontri di ascolto della parola per gli adulti. Prima di ogni scelta e azione, compiere un sano discernimento. L'invito del pontefice a quanti hanno responsabilità, poi la condanna verso la mormorazione. Dalla lingua cominciano le guerre. Mancano poche ore all'avvio delle procedure per accedere al reddito di cittadinanza. Il 6 marzo via la presentazione delle domande, ma restano i dubbi su alcuni aspetti e procedure. Calcio nel campionato di Lega Pro, la Virtus Entella torna da Pisa con un punto, mantenuta la vetta della classifica. Domani gli uomini di mister Boscaglia a Cuneo per il recupero della 4ª giornata di campionato. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. È giunta nel Tigullio la squadra di tecnici provenienti da Treviso per lo smantellamento della passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Portofino. I lavori veri e propri partiranno domani mattina, dureranno 3 giorni. Il punto nel servizio che segue. Si stimano 30.000 passaggi in 3 mesi, un numero nato da un calcolo che tiene conto di turisti, residenti e lavoratori che fa ben capire quanto la passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Portofino sia stata importante non solo per l'accessibilità della zona, ma anche come attrattiva turistica. Circa 2.000 le persone che hanno calcato il collegamento pedonale nell'ultimo fine settimana. Oggi è stato l'ultimo giorno. La ditta di Treviso inizierà domani mattina le operazioni di smontaggio e termineranno tra 3 giorni. A confermarlo il sindaco di Portofino Matteo Viacava, in contatto con i tecnici dell'impresa che in giornata hanno raggiunto il Tigullio. Durante le operazioni di smantellamento della passerella, i pedoni potranno transitare sulla striscia già asfaltata al lato mare, mentre gli operai proseguiranno con i lavori sul versante a monte. Si parla del 13 aprile come data ipotetica per la riapertura della provinciale 227. Intanto però il fatto di sapere che i tempi vengono rispettati e che tutti lavorano per ripartire con le proprie attività sta conquistando i tour operator italiani ed esteri ed infondendo fiducia anche nel territorio. Ho visto che è bastato pubblicare la strada asfaltata sui social, quella che va da Santa Margherita a Portofino, per vedere delle reazioni molto positive. Io stesso ho pubblicato una foto che è stata ripresa poi da molti tour operator e agenti di viaggio americani che ci chiedono effettivamente la conferma se sarà riaperta a breve. E questo è l'unico modo per fare informazione, far vedere che riprendiamo le nostre attività e siamo pronti ad accogliere per una nuova stagione eccellente. Vediamo insomma, direi la luce in fondo al tunnel, ecco. Decisamente ci vorrà del tempo per assorbire anche economicamente il danno avuto. Confidiamo naturalmente in una bella stagione con tante anche iniziative che possono dare l'immagine di una Santa Margherita, di Portofino, un po' di tutto il Tigullio che riparte, che rinasce, più bello di prima, ecco. E proprio di questi temi ci occuperemo questa sera nella trasmissione direttamente dal titolo Sulla strada per Portofino. Telepace ha raccolto alcune voci che testimoniano il desiderio di ripartenza delle attività che si trovano lungo la provinciale 227. L'inizio, lo ricordo, alle ore 21:10. Con la celebrazione del Sacramento della Cresima, il Vescovo ha incontrato a Carasco i fedeli delle parrocchie dell'ambito pastorale che comprende 8 realtà. È stato uno degli appuntamenti centrali per quanto riguarda la visita pastorale. Noi eravamo presenti. 24 ragazzi delle 8 parrocchie dell'ambito pastorale della zona di Carasco, San Colombano Certenoli e della Val Cicana hanno ricevuto il sacramento della Cresima nella chiesa parrocchiale di San Marziano a Carasco. La celebrazione è stata l'occasione per l'incontro del vescovo con le comunità di questa zona nella visita pastorale al vicariato di Graveglia e Sturla. L'ambito è nato un anno fa. Diciamo così che è un lavoro chiaramente agli inizi, embrionale, quindi ancora da scoprire e forse ancora da vivere.
forse non ci rendiamo ancora bene conto di cosa possa significare collaborare, vivere insieme, condividere tante esperienze, perché siamo abituati a farlo in modo piuttosto periferico, cioè ognuno per sé. Comunque il Signore poi ci aiuterà a farlo. Penso che questa sia un'occasione anche per vederci, iniziarci a vedere, iniziare a conoscerci anche e iniziare a guardare che cosa significa che in realtà chi sta muovendo non è la necessità, quindi le necessità parrocchiali, le necessità della mancanza dei preti, che certo è il motore in un certo modo, ma che dietro c'è il Signore che ci chiama, no? A scoprire che quello che conta è veramente condividere l'esperienza della fede, che nei piccoli centri non si può più fare, ma che se invece ci mettiamo insieme è possibile farlo e farla anche in qualità. Quest'anno nell'ambito pastorale di questa zona è iniziato il percorso del dopo Cresima, un cammino interessante condiviso con le famiglie dei ragazzi. Poi noi adesso stiamo cercando di formare quello che il Vescovo ha chiesto a tutte le comunità nel documento di giugno, cioè un consiglio di ambito anche, e la visita pastorale sarà un'occasione anche per che il Vescovo possa dire una parola e iniziare anche questo momento. E un altro momento che abbiamo cercato di fare nelle nostre comunità è quello che ci proponeva il Vescovo sulla parola. Noi ci vediamo in 2 momenti diversi, qui a Carasco tutti i giovedì sera e poi invece una volta a San Colombano e una volta a Celesia Cicchero per fare questo momento al martedì. E il cammino della visita pastorale nel vicariato di Sturla e Graveglia è proseguito ieri con la visita alla parrocchia di San Salvatore dei Fieschi, dove Monsignor Tanasini ha preso parte alla catechesi familiare che si tiene prima della messa domenicale. Un dialogo libero e a tratti commovente sul tema della trasmissione della fede ai figli. Da parte di Monsignor Tanasini c'è stata la sottolineatura della necessità di vivere in prima persona la fede per poterla testimoniare e torneremo su questo proprio nel corso dei telegiornali di domani. Intanto questa sera alle 20:45 il Vescovo incontrerà il Consiglio pastorale di ambito per la zona di San Salvatore e Graveglia al Villaggio del Ragazzo, mentre domani alle 20:45 ci sarà l'incontro con il Consiglio pastorale di ambito a Carasco. In questi giorni, nel corso degli incontri per la visita pastorale, tutte le comunità stanno portando al Vescovo gli auguri per il suo 50° anniversario di ordinazione presbiterale. Monsignor Tanasini ha voluto così rispondere all'augurio corale. Io vorrei approfittare di questa circostanza per rivolgermi a tutti coloro che in questi giorni mi hanno voluto far giungere il loro augurio, il loro affetto in occasione dei 50 anni della mia ordinazione sacerdotale. Ho sentito proprio una comunità vicina, affettuosa, capace di cogliere la bellezza della fraternità anche col loro vescovo, e questo mi ha commosso profondamente, come mi ha commosso il potermi ritrovare con i miei compagni di ordinazione e poter celebrare insieme, tutti un po' acciaccati, più o meno, questo anniversario. Come 50 anni fa ci siamo ritrovati intorno allo stesso altare del Signore. Anche questo è stato un dono grande, di cui abbiamo ringraziato il Signore insieme. E allora, ripeto, vorrei abbracciare tutti e ciascuno, sia coloro che mi hanno fatto arrivare il loro messaggio, sia coloro che lo hanno pensato, l'hanno portato nel cuore, hanno pregato per me. Grazie di cuore, vi voglio bene. I pastori d'anime, le autorità pubbliche, i legislatori, i maestri, i genitori siano consapevoli del loro ruolo e discernano sempre la strada giusta sulla quale condurre le persone. Questo è l'invito che arriva dal Pontefice, che prima all'Angelus e poi durante la visita pastorale alla parrocchia di San Crispino in Roma ha condannato il malcostume della mormorazione. Parlar male degli altri alle loro spalle, ha detto Francesco, distrugge la famiglia, la scuola, il posto di lavoro. Dalla lingua
iniziano le guerre. Sentiamo. Chi è buono trae fuori dal suo cuore e dalla sua bocca il bene, e chi è cattivo trae fuori il male, praticando l'esercizio più deleterio fra noi che è la mormorazione, il chiacchiericcio, parlare male delle altre. Questo distrugge la famiglia, distrugge la scuola, distrugge il posto di lavoro, distrugge il quartiere. Dalla lingua incominciano le guerre. Un invito a compiere un sano discernimento prima di ogni scelta e di ogni azione. Lo ha lanciato il Papa all'Angelus, riflettendo sul brano di Vangelo di Luca che presenta brevi parabole con le quali Gesù indica ai discepoli la strada da percorrere per vivere con saggezza. Tutti abbiamo difetti, ha spiegato Francesco, dobbiamo esserne consapevoli e prima di condannare gli altri dobbiamo guardare noi stessi dentro. Possiamo così agire in modo credibile e con umiltà, testimoniando la carità. L'invito del Papa è per quanti hanno responsabilità educative o di comando, ma riguarda tutti, compiere quel sano discernimento per trovare la strada giusta sulla quale condurre le persone. Una condanna, quella del chiacchiericcio e della maldicenza, che il Papa ha ribadito anche nel pomeriggio in occasione della visita pastorale nella parrocchia di San Crespino a Roma. Nell'omelia il Papa ha indicato 2 medicine che possono aiutare nel non criticare gli altri. La prima è la preghiera, la seconda è evitare di sparlare degli altri. Sarebbe tanto bello che ognuno di noi in questa Quaresima pensasse su questo. Come io mi comporto con la gente, come è il mio cuore davanti alla gente. Sono un ipocrita che faccio il sorriso e poi da dietro critico e distruggo con la mia lingua. E se noi alla fine della Quaresima saremmo capaci di correggere un po' questo e non andare sempre criticando gli altri da dietro, vi assicuro che la risurrezione di Gesù si vedrebbe più bella, più grande fra noi. Non si tratta solo di migranti. È il tema scelto da Papa Francesco per la 105esima edizione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Verrà celebrato domenica 29 settembre 2019, lo ha reso noto la sezione migranti del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Nel comunicato diffuso oggi viene sottolineato che i numerosi appelli di Papa Francesco a favore dei migranti, dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della tratta devono essere compresi all'interno della sua profonda preoccupazione per tutti gli abitanti delle periferie esistenziali. A riguardo la citazione delle parole di Francesco all'omelia del 15 febbraio scorso: l'affamato, l'assetato, il forestiero, l'ignudo, il malato, il carcerato che bussa oggi alla nostra porta è Gesù stesso, che chiede di essere incontrato e assistito. Anche la terza trave dell'ex viadotto Morandi ha toccato terra in anticipo di 12 ore rispetto al cronoprogramma. È successo la notte scorsa. La trave ha toccato il suolo a 00:35. L'operazione di calo della trave, iniziata alle 18 di ieri, è stata anticipata a causa delle previsioni meteo che annunciavano pioggia e vento per oggi. Così le imprese che stanno lavorando assieme alla demolizione hanno deciso di anticipare il taglio con la fune diamantata alle 13 di ieri. Successivamente, intorno alle 18, è iniziata l'operazione di calo. Intanto, questa mattina in prefettura a Genova si è svolta la riunione per stabilire le procedure per la demolizione della pila numero 8 dell'ex viadotto. È stato confermato l'utilizzo dell'esplosivo. La struttura sarà a terra in meno di 2 secondi. L'ha detto Danilo Coppe, titolare della SIAG, la ditta che si occuperà della distruzione dei piloni. Per l'esplosione controllata, che dovrebbe essere effettuata sabato prossimo, verranno utilizzate 250 microcariche di dinamite. La struttura collasserà sulla sua verticale per finire su una sorta di cuscino di detriti sistemato per mitigare le vibrazioni della caduta al suolo. Attorno al pilone è già stata scavata una trincea per attutire ulteriormente ogni possibile vibrazione.
È iniziata oggi e prosegue anche domani la visita del Ministro alle politiche agricole e al turismo Gianmarco Centinaio in Liguria. Domani in particolare il Ministro sarà a Rapallo per incontrare i balneari, i rappresentanti delle categorie del turismo, del commercio, della pesca sul lungomare Vittorio Veneto presso il chiosco della musica. All'incontro parteciperanno anche l'assessore regionale alla pesca e all'agricoltura Stefano Mai e l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benvenuti. A seguire il Ministro effettuerà un sopralluogo al porticciolo danneggiato dalla mareggiata dello scorso ottobre. Libera Rapallo e Rapallo Civica hanno raccolto firme nel fine settimana a sostegno del progetto di realizzare nuove spiagge libere a Rapallo, un progetto che si legge in una nota è nei cassetti degli uffici comunali dal novembre del 2013 e che prevede il ripascimento della linea di costa in corrispondenza della passeggiata mare per poter incrementare lo sviluppo delle spiagge libere. Secondo i rappresentanti dei due movimenti civici, questo è il momento migliore per parlare di ripascimento delle spiagge, visto che i danni della mareggiata obbligano ad interventi di ripristino e c'è il finanziamento del governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, che potrebbe quindi servire per un progetto di sistema per l'intera zona costiera rapallese. Da mercoledì prossimo sarà possibile, per chi ne ha i requisiti, presentare domanda per accedere al reddito di cittadinanza. Alcuni aspetti nelle ultime ore sono stati definiti, mentre altri non sono ancora del tutto chiari. Facciamo il punto nel servizio che segue. Anche se il testo del provvedimento, se non ci saranno ulteriori modifiche, dovrebbe diventare legge dopo l'ultimo passaggio alla Camera, calendarizzato il prossimo 18 marzo, mancano poche ore all'avvio delle procedure per la presentazione delle domande per accedere al reddito di cittadinanza. Il 6 marzo, mercoledì, la richiesta per ottenere il sussidio potrà essere fatta online sul sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it con autenticazione digitale SPID, oppure presentando fisicamente la domanda tramite gli sportelli delle poste o gli uffici dei CAF convenzionati. In mano occorrerà già essersi procurati la documentazione dell'ISEE e la residenza. Può accedere al reddito di cittadinanza le famiglie con persone disoccupate sino a un reddito massimo di 9.300 euro all'anno e un solo appartamento di proprietà. Il reddito va da 780 euro a un minimo fino a un massimo di 1.330 euro per famiglie numerose con 3 figli a carico. Dal 27 di aprile i beneficiari individuati dall'INPS, ente che gestirà le pratiche, riceveranno sulla carta prepagata la somma spettante che dovrà essere spesa nella sua totalità entro la fine del mese successivo. Nel contempo però inizierà il percorso di ricerca del lavoro attraverso i centri per l'impiego. In queste ultime ore sono state definite alcune procedure che interessano direttamente i CAF. Diciamo che sull'iter della pratica si è fatta chiarezza. Il problema è che non è ancora legge dello Stato, quindi ci sono anche dei pareri di persone, di giuristi che dicono che è anticostituzionale questo provvedimento e inoltre il governo deve attuare anche ancora una parte del provvedimento. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che il reddito di cittadinanza può essere cumulato con l'indennità di disoccupazione con la NASPI, cioè se una persona è stata licenziata dal datore di lavoro e prende la NASPI, contemporaneamente può chiedere anche il reddito di cittadinanza. Il Comune di Sesti Levante ha affidato a Mediaterraneo Servizi la gestione del Labter Tigullio, il centro di educazione ambientale nato nel 2000 e affidato da allora alla cooperativa Terramare. Il responsabile tecnico-scientifico sarà la dottoressa Barbara Biasotti, biologo, operatrice abilitata, guida ambientale escursionistica, che è abilitata e con una lunga e varietata esperienza nel campo dell'educazione ambientale. Il coordinamento del centro sarà interamente finanziato dalla società partecipata senza trasferimenti economici da parte dei comuni e avrà sede a Palazzo Negrotto Cambiaso. Qui sarà trasferita anche la biblioteca e la pannolinoteca Cambio il Pannolino. E continueranno i prestiti di libri attraverso il servizio bibliotecario e il servizio di consulenza. Con la nuova gestione continueranno le numerose attività, i percorsi di educazione ambientale per le scuole e la cittadinanza che toccheranno i temi più interessanti del momento.
Un nuovo defibrillatore è stato inaugurato questa mattina a Chiavari. L'apparecchiatura per la rianimazione cardiologica è stata installata in via dei Velieri nella zona di Preli. Continua così la campagna di sensibilizzazione Ci sta a cuore il tuo cuore. 6 il numero dei defibrillatori installati ad oggi dall'amministrazione comunale, che diventeranno 40 al termine dei 5 anni di mandato. Quest'anno sono stati stanziati circa 15.000 euro per l'acquisto di altri 7 DAE. All'inaugurazione di questa mattina ha partecipato il direttore del 118 Tigullio Soccorso, Roberto Sanna. Andrea Telchim, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Casarza Ligure, è stato eletto nell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. È un risultato che mi gratifica e mi dà una grande responsabilità. Porterò a Roma le istanze dei più giovani del nostro territorio, di chi crede in un paese aperto e solidale. Questo è il suo commento il giorno dopo l'elezione e i risultati delle primarie che hanno portato Nicola Zingaretti alla segreteria del Partito Democratico. È stato spento a 00:40 di oggi l'incendio boschivo divampato ieri sera nel territorio comunale di Rezzo Aglio. Le fiamme si sono sviluppate poco distante dalla frazione di Alpe Piana, ma non hanno mai minacciato le abitazioni. A fuoco è andata soltanto vegetazione, arbusti, anche grazie alla cura del bosco proprio che viene effettuata in quella zona. Al lavoro sono state impiegate le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Chiavari e Rapallo e anche i volontari antincendio boschivi del territorio. È stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. La giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente nella mattinata di oggi a Rapallo. Il fatto è successo intorno alle 12:10 nei pressi della struttura ospedaliera di Rapallo a San Pietro di Novella. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un'auto, la ragazza ha riportato diverse lesioni agli arti inferiori, ma ad un primo esame non sembravano piuttosto gravi. Una bella e calda giornata di sole ha fatto da cornice alla festa di Carnevale, andata in scena ieri a Chiavari sul lungomare. La sfilata dei carri è stata molto partecipata e animata da famiglie e bambini. Noi eravamo presenti. Il nostro è uno spettacolo itinerante, noi suoniamo camminando, accompagniamo il corteo nella più pura tradizione brasiliana, musica samba fatta apposta per camminare e per fare le parate. Quanti siete? Oggi siamo una ventina più o meno. Da dove venite? Dalla Spezia, siamo vicini di casa. Noi abbiamo portato un carro che utilizziamo anche per altri scopi, cioè ci serve per la festa della Madonna del Carmine. Noi siamo della confraternita di Montegriefo, perciò questo carro qui ha diversi utilizzi, tra cui quest'anno anche quello di partecipare a un carosello di Chiavari. Siamo il gruppo Amici di San Pietro, un gruppo che si è formato già da tanto tempo e ci tiene ad essere unito e insomma, a partecipare alle varie manifestazioni. È un carro molto bello, rappresenta le emozioni di Inside Out. Di dove siete? Siamo di San Pier di Canne, anche quello. Una giornata super riuscita, è il secondo anno che facciamo il carnevale, è pieno di bambini e di famiglie, la passeggiata è stracolma di gente e il tempo sicuramente ci ha aiutato perché è una giornata di sole meravigliosa e speriamo che sia un evento sempre crescendo e ringraziamo tutti per la partecipazione. Torna Valli all'Opera, il servizio ATP che permette ai residenti delle vallate e del Levante di andare a vedere rappresentazioni al Teatro Carlo Felice di Genova utilizzando un bus dedicato. Prossimo appuntamento domenica 10 marzo in occasione del Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Gli autobus partono da Torriglia, un bus servirà la Valle Trebbia e la Valle Scrivia con partenza da Torriglia, Rossiglione, Santo Stefano d'Aveto e Sessi Levante.
Open Day di orientamento universitario, domani a Sessi Levante, dalle 15 alle 17 allo sportello Informa Giovani delle Casette Rosse. Saranno presenti i responsabili dello sportello dell'Università di Genova per incontrare gli studenti interessati. Ci sarà anche un momento di confronto con alcuni laureati in diverse discipline che racconteranno la loro esperienza di studio e di formazione. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 5 marzo. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini è aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati attorno ai primi anni dell'Ottocento. Sempre a Chiavari, a Palazzo Rocca, dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. Continua la festa di Carnevale all'Anfas Villa Gimelli a Rapallo dalle 14:30 per gli ospiti della struttura e per chi vorrà partecipare ci sarà la rottura della pentolaccia a cui seguirà la merenda insieme. Continua il corso di formazione per volontari dell'AVO Monte di Portofino. Relatore del nuovo incontro sarà il dottor Corrado Castagneto, primario di medicina dell'ospedale di Rapallo, che parlerà di volontariato come speranza e risorsa sociale. L'inizio alle 16 nei locali di Casa Monsignor Solimano a Santa Margherita Ligure. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Queirolo Matteo Capurro tratterà il tema Marino Marini all'ombra di Veio. La Valle di Sopra la Croce e l'Opera di San Colombano saranno i temi della conferenza in programma alle 16:30 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, nell'ambito dei corsi di cultura genovese. Ne parlerà lo storico Duilio Citi. Alle 17:30 al secondo piano del Museo Teatro della Commenda di Pre a Genova verrà inaugurata Corpi, mostra personale di Mario Rocca, curata da Luciano Caprile e Claudio Castellini. Sono esposte 30 pitture dell'artista chiavarese sul tema della figura umana. Resterà allestita fino al 30 marzo. Gli orari di visita vanno dalle 10 alle 17, dal martedì al venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Primo appuntamento a Zoagli con il corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico, dalle 21 alle 23 nella sala consigliare del Comune a cura della Croce Bianca Rapallese. Parliamo di sport e calcio, la Lega Pro, la Virtus Entella che conquista un ottimo punto all'Arena Garibaldi di Pisa, pareggiando con i padroni di casa per 0-0 e mantenendo la vetta della classifica. Col passare delle giornate la squadra biancoceleste consolida la sua fisionomia e rafforza soprattutto a livello caratteriale quelle qualità più volte espresse in maniera evidente dai ragazzi di Boscaglia. Domani i chiavaresi scenderanno di nuovo in campo a Cuneo per il recupero della quarta giornata di campionato. Fischio d'inizio alle ore 14:30. Ma ascoltiamo le interviste a fine partita a Pisa al mister Boscaglia e al portiere Andrea Paroni. Mister, una grandissima partenza, poi Pisa ha preso un po' le misure e nel secondo tempo però l'Entella ha detto la sua. Una partita equilibrata nel primo tempo con un po' di supremazia territoriale loro, ho visto anche l'accesso pubblico e quindi questo fa tanto. Abbiamo commesso un solo errore, Andrea ha fatto una parata, però anche noi abbiamo, secondo me, potevamo sicuramente far meglio, ma abbiamo condotto un buon primo tempo. Naturalmente nel secondo abbiamo alzato il baricentro, abbiamo creato tanto, almeno 3 palle gol nitide, senza mai farci sorprendere dall'avversario, che è un avversario comunque molto forte. Però è un punto importante perché preso in un campo importante contro una squadra forte, sostenuto da un grande pubblico, però oggi anche noi avevamo i nostri e siamo contentissimi e quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo guardare a noi stessi, noi abbiamo una grande fortuna che non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo solo guardare noi stessi e andare avanti per la nostra strada. Per te una parata soltanto, ma direi decisiva su quel tocco ravvicinato di Pesenti che è stata effettivamente l'occasione più pericolosa. Sì, c'è stata quella parata nella prima mezz'ora, credo, nei primi 20 minuti. Sì, sono contento ecco, di aver risposto presente in quell'occasione lì e delle volte questo campionato sta dicendo anche questo, no? Che spesso noi portieri non veniamo chiamati in causa tanto ed è importante farsi trovare pronti nei momenti giusti. Anche oggi non eravate soli, c'era una buonissima presenza che ha sostenuto per quanto possibile in questo stadio la vostra partita. Sì, dai, ormai
ormai diciamo, stiamo avendo delle buone risposte dalla gente di Chiavari, in queste trasferte ci stanno seguendo e incitando e ora speriamo di continuare anche a portarli così numerosi in modo da guadagnarci qualcosa anche noi come squadra, specialmente in questi campi un po' più difficili. Parliamo di Serie D, quindi scendiamo nei dilettanti, pareggio esterno per la Lavagnese e vittoria casalinga per il Sesti Levante. I bianconeri erano impegnati ieri pomeriggio sul campo del Casale, partita terminata sul risultato di 1-1 con le reti tutte nel secondo tempo messe a segno da Cappai al 27esimo per il temporaneo vantaggio dei padroni di casa. Il pareggio della Lavagnese ha portato la firma di Tosi al 31esimo, un punto che porta i bianconeri a 32 in classifica. Effettua il sorpasso il Sestri che con la vittoria di ieri con la Stresa Sportiva si porta a 33. Corsari in vantaggio grazie a un autogol degli avversari al 24esimo del primo tempo, raddoppio nel secondo tempo con la rete di Andrea Croci al 37esimo. Tutte le notizie sportive del fine settimana nella rubrica Momento Sport in onda al termine della rotazione del TG e questa sera alle 20 su Telepace 1. La rubrica sarà proposta anche sul canale 187 di Telepace News al termine del notiziario. E con queste notizie sportive termina il giornale anche per questa sera. Prossimo appuntamento con l'informazione come sempre domani alle ore 12:45 con Tigullio Oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alla programmazione serale, in particolare con Direttamente Su, in onda, in diretta alle 21:10. Una buona serata a tutti e arrivederci.